Sono centinaia in Italia gli eventi cancellati a causa dell'emergenza pandemia, una crisi che ha pesantemente segnato il comparto fatto da chi organizza eventi, ma è necessario ripartire e si dicono pronti a farlo tutti quelli che a Verona si sono dati appuntamento per celebrare la 50ª assemblea delle Pro Loco Venete. È innegabile che comunque il problema Covid ci sta bloccando parecchio e quindi gli eventi che si stanno annullando aumentano di giorno in giorno. In Italia si sono annullati circa 80.000 eventi, di conseguenza il nostro impegno innanzitutto è quello di poter mettere nelle condizioni tutte le Pro Loco di poter avere le indicazioni utili per poter operare in piena sicurezza, mantenendo chiaramente l'incolumità dei partecipanti. All'ordine del giorno i decreti Covid e le nuove ma imprescindibili regole per il terzo settore. L'assemblea al Pala Expo della città scaligera è stata un'occasione per ritrovarsi, un momento per fare il punto su attività regionale, problematiche e novità che riguardano il mondo del volontariato e dell'associazionismo. È una realtà, quella nostra delle Pro Loco, che è in crescita, nonostante quello che si dice, non c'è una fuga dall'associazionismo. Nel Veneto siamo arrivati a 566 Pro Loco con 53.000 soci ed è un numero sempre in crescita, quindi. E non è assolutamente vero, noi parliamo anche oggi di ricambio generazionale che è sempre necessario, ma abbiamo un gran numero di giovani presidenti di Pro Loco e abbiamo anche un gran numero di donne che oggi sono presidenti di Pro Loco. Io penso quasi un terzo nel Veneto, quindi un risultato anche sicuramente che si sta avviando importante in questo senso. Rinnovati anche gli organi Umpli Veneto e dei delegati nazionali che a novembre, in occasione dell'Assemblea nazionale che si svolgerà a Padova, eleggeranno il nuovo presidente Umpli nazionale, arrivato alla naturale scadenza del quadriennio di carica. Giornata importante perché l'assemblea annuale delle Pro Loco è un momento importante e in questo momento di assoluto interesse. È un momento in cui si vanno a riorganizzare i nostri comitati territoriali e vedere tanta partecipazione, vedere tante persone che si vogliono impegnare per poter dare dei servizi alle nostre Pro Loco e alle nostre comunità è un elemento fondamentale per la nostra struttura che è assolutamente viva. Questo è un segnale che ci è arrivato durante questo periodo così complicato, un periodo in cui tutte le Pro Loco si sono messe a disposizione dei propri territori, dei propri concittadini per dare assistenza, per dare aiuto a tutte le nostre persone in ogni comune e questo è un segno di grande vitalità per le nostre Pro Loco. All'assemblea sono arrivati anche il ministro per i rapporti con il Parlamento e il presidente del Veneto, anche per loro come per gli altri obbligatoria la misurazione della febbre. Ha approvato la temperatura al presidente dell'Umpli La Spina e al nostro governatore Luca Zaia e ad altre 280 persone, direi molto bene.